Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, istruttore WISP. Vi do il benvenuto ad una nuova lezione della salute di casa, progetto WISP per il quartier San Paolo. Oggi iniziamo la nostra lezione sedendoci. Prendiamo posto sulla sedia, cerchiamo già da subito di essere comunque ben stabili, ben composti anche durante il riscaldamento. Ormai è diverse lezioni che lo facciamo, sappiamo come stare. Iniziamo con la schiena dritta, le spalle rilassate, a fare qualche movimento molto leggero con il capo. Anche se siamo seduti possiamo comunque ruotare la testa e andare a volgere lo sguardo da un lato, poi pian pianino tornare indietro e andare a guardare dall'altra parte. Alterniamo questo movimento, questa torsione del capo da un lato e poi dall'altro. E senza sforzare possiamo però provare a aumentarne un po' l'ampiezza, avvicinare un po' di più il mento alla spalla o anche a fine movimento buttare l'occhio alle nostre spalle, come se volessimo osservare cosa succede dietro di noi. E in questo modo aumentare un pochino la torsione. Un ultimo. E torno frontale con lo sguardo. Stesso movimento, ma cambiamo un pochino la direzione, quindi andiamo a guardare verso l'alto. Volgiamo lo sguardo un po' al soffitto per poi scendere sia con lo sguardo che con la testa e andare più giù verso i piedi, se riusciamo anche verso la sedia, e ritorno come sempre. Alterno due movimenti controllando il corpo, controllando il movimento della testa, quindi senza lasciarla cadere in avanti e senza sforzare con movimenti estremi, quindi evito di, soprattutto quando guardo verso l'alto, di sforzare il collo, vado su finché sento che il movimento è comodo, mentre quando scendo posso tranquillamente rilassare il capo e lasciare che la testa vada giù e che il mento si avvicini anche al petto. Torniamo con lo sguardo frontale. Possiamo nel frattempo iniziare a muovere anche le spalle per sgranchirci e così diamo il tempo di riprendere anche un po' l'equilibrio se durante il movimento abbiamo perso un po', abbiamo avuto un po' di vertigine muovendo la testa. E concludiamo sempre i movimenti del collo inclinando questa volta il capo da un lato, quindi scendo lateralmente con la testa, vado giù verso terra, verso la spalla, e allo stesso modo risalgo e accompagno il capo dall'altro lato. Se riusciamo, manteniamo le spalle rilassate. In questo esercizio in particolare non è la spalla che sale verso l'orecchio, non vogliamo incassarci sulle spalle, ma mantenerle giù, rilassate, e far scendere il capo verso terra. Un ultimo movimento e torno. Okay. Possiamo muovere le spalle in modo un po' più vigoroso, sempre libero come ci fa sentire meglio. Iniziamo a scuoterle quasi. Ci prepariamo per qualche movimento invece controllato. In particolare possiamo iniziare con una cosa un po' più semplice, le mani lungo i fianchi. Lentamente sollevo le spalle e le porto verso le orecchie. Senza sforzare salgo un po' per poi scendere e anche scendendo accompagno il movimento
fino al punto più basso che riesco a raggiungere e poi si torna su. Le braccia è come se fossero all'interno di due binari, scorrono in alto e in basso. Ok. Proviamo a salire bene, magari anche unire il respiro e a scendere bene, spingere con le punte delle dita verso il basso. Su. Salgo bene e scendo. Accompagno il movimento e alla fine anche spingo giù per abbassare le spalle il più possibile. Un ultimo movimento. Salgo su bene e giù. Ok. Sciolgo un po', sempre liberamente, posso sgranchirmi. Un altro esercizio, lavoriamo subito con le spalle contemporaneamente, subito con un movimento un po' più ampio. Ormai conosciamo questo esercizio, dovremmo provare a farlo anche subito, anche durante il riscaldamento. Avviciniamo le mani alle spalle, più o meno, in modo che i gomiti ci diano la direzione del movimento. E in questo modo ci spostiamo sempre con i gomiti dietro alla schiena, cerchiamo di aprire il petto, di aprire le spalle e spostarci pian pianino verso l'alto per poi venire in avanti, scendere davanti e ripartire con questo movimento che all'inizio è piccolo, non stiamo a sforzare da subito, e che un po' alla volta vogliamo far diventare sempre più circolare, quindi sempre più rotondo, come se con i gomiti stessimo andando a disegnare dei cerchi che partono giù con i gomiti bassi, salgono dietro, vanno verso l'alto e poi tornano in avanti per scendere. Un po' alla volta posso provare a aumentare l'ampiezza di questo cerchio e posso farlo avvicinando soprattutto i gomiti quando sono davanti al corpo, scendere bene e poi aprire, alzare, provare a portarli alti. In avanti, di nuovo vicini tra di loro, giù, apro bene dietro, salgo e in avanti. Sciolgo un po' le spalle, rilasso le braccia, sono sempre più caldo, sempre più mobile all'altezza delle spalle. Un altro esercizio molto simile, anzi è lo stesso esercizio solo che invertiamo il giro, quindi torniamo con le mani sulle spalle e proprio come prima andiamo a cercare un movimento circolare, solo che questa volta saliamo con le spalle in avanti, con i gomiti che vanno su verso l'alto e poi quasi a stiracchiarci ci allarghiamo e scendiamo. E di nuovo, gomiti in avanti che salgono, vanno su, apro bene e giù dietro. Un po' più di attenzione in questo esercizio rispetto a quello di prima durante l'apertura, quindi dopo essere arrivati su in alto con i gomiti si va ad allargare e giù. Questo è il punto, diciamo così, critico, quando i gomiti stanno alti. Un po' di attenzione e pian pianino andiamo a sciogliere anche in questo movimento. Ancora un giro bello largo se riusciamo e possiamo rilassare le spalle. Adesso lavoriamo sempre qui un po' meno, un esercizio che richiede un po' meno forza, un po' meno sforzo, ma un po' più di attenzione, un po' più propriocettivo si dice. Vogliamo lavorare mantenendo possibilmente le braccia rilassate, quindi o di fianco al corpo o con le mani appoggiate sulle ginocchia, scegliete voi. Lavorare sui movimenti delle spalle. Non utilizzeremo i gomiti o le mani come riferimento, ma muoveremo solo le spalle. Richiede un po' di attenzione perché se prima avevamo tutto il corpo in movimento, ora vogliamo provare a utilizzare solamente una piccola parte. In particolare possiamo riprendere gli esercizi che abbiamo fatto prima e quindi provare a spostare le spalle su verso l'alto e poi allo stesso modo scendere e mandarle giù il più possibile e ripetere. Non abbiamo le braccia che sono due binari che ci aiutano, ma
lavoriamo solo ed esclusivamente con le spalle. È un esercizio che già conosciamo, quindi dovrebbe riuscirci un po' più semplice. E rilasso. E adesso proviamo a cambiare un po'. Proviamo a salire con una sola spalla, mentre l'altra rimane ferma e rilassata. Quindi solo un lato si alza, si solleva e poi scende. Quando arriva giù cambio lato, sollevo l'altro. E giù. Posso iniziare a muovere contemporaneamente le spalle facendone salire una e scendere l'altra. Una sale, l'altra scende. Ottimo. E rilasso. Allo stesso modo posso provare a portare le spalle in avanti e indietro, posso farne avanzare tutte e due, quindi portare le spalle in avanti e poi allargare dietro e aprire il petto, come se stessimo facendo questo movimento. E di nuovo chiudo in avanti e apro dietro. Perfetto. Controllare il movimento delle spalle non è semplicissimo, però è molto importante per stabilizzare le scapole, quindi fare dei movimenti poi avendo ben cura, ben il controllo delle nostre spalle. E rilasso, sciolgo un po'. Per ora le spalle le lasciamo un attimo da parte, continuiamo a scendere lungo il corpo, lo facciamo con un esercizio che conosciamo bene. Via le mani dalle ginocchia, così da essere liberi nella parte alta del corpo. Andiamo a girare sia lo sguardo che le spalle, con una torsione prima da un lato, poi pian pianino, senza fretta, si torna indietro e si gira dall'altro lato. Questo esercizio diventa più efficace se stacchiamo la schiena dalla sedia. Abbiamo più libertà di movimento, riusciamo a girare bene le spalle e volgere il petto alla nostra destra e poi alla nostra sinistra. Ok, possiamo già tornare frontali, quindi col busto dritto, ci sgranchiamo un attimo e continuiamo questo stesso esercizio salendo in piedi. E mi porto in piedi, cerco subito quando salgo, quando mi metto in piedi, una base di appoggio, quindi se mi trovo con i piedi molto vicini tra di loro provo ad allargare un po', così da essere più stabile. Quando sono ben fisso per terra, continuo questo esercizio che abbiamo appena fatto di torsione del busto e dello sguardo. Provo a ruotare, volgo il petto, lo sguardo a un lato e poi lentamente torno indietro e vado a guardare dall'altra parte. Noto subito la differenza tra l'esercizio di prima in cui ero seduto e il bacino era fisso sulla sedia. Ora posso muovere oltre che il capo, oltre che le spalle, anche un po' il bacino. Questo mi aiuta nel movimento. È un movimento un po' più completo, coinvolge il corpo in modo maggiore e soprattutto ci permette di fare un'escursione più ampia. Quindi questi ultimi movimenti proviamo a farli ruotando il busto, ruotando la testa e guardando alle nostre spalle. Completiamo quindi il movimento osservando dietro di noi cosa succede. E torno. Ok. Rilassiamo un po', mani lunghi i fianchi, siamo in piedi, possiamo muovere bene il bacino perché è svincolato dalla sedia. Lo facciamo oscillando dolcemente col bacino da un lato e poi dall'altro. Senza sforzare, i primi movimenti molto brevi, basta anche poco e un po' alla volta provo a spingermi un pochino più di lato. Inizio a sentire che quando raggiungo
il lato, tutto il fianco si allunga e allora mi fermo e torno indietro. Piuttosto che sforzare il movimento per guadagnare spazio, lo faccio una volta in più, un po' più delicato, e do il tempo al corpo di abituarsi, di sciogliersi, un po' alla volta mi permetterà di spostarmi un pochino più a lato. Se riesco a oscillare molto, posso anche abbassare la spalla per accompagnare il movimento. Radicchio rosso tondo. Quanto ai minerali, il radicchio rosso contiene soprattutto potassio, ma anche magnesio, fosforo, calcio, zinco, sodio, ferro, rame e manganese. Contiene inoltre vitamine del gruppo B, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K. Grazie all'elevata percentuale di acqua, il radicchio è depurativo. Può essere inoltre un valido aiuto per chi soffre di stitichezza e di difficoltà digestive. Ancora una o due oscillazioni e poi andiamo a completare questo esercizio unendo all'oscillazione laterale anche una frontale, per cui da un lato mi sposto dall'altro oscillando leggermente in avanti e poi torno indietro passando per dietro proprio. Quindi posso muovere il bacino non solo a destra e sinistra ma anche un po' in avanti e indietro. Un po' di attenzione quando ci spostiamo col bacino in avanti, non esageriamo perché più siamo inclinati in avanti più sforziamo la schiena nella parte bassa. Quindi ci limitiamo in questo movimento, mentre possiamo con più tranquillità oscillare, portare il bacino dietro, magari abbassando un po' le spalle. Questo movimento non ci crea problemi. Gli ultimi movimenti li facciamo provando a cambiare giro, quindi torniamo indietro, stesso esercizio, ma andiamo a attivare anche, finiamo di attivare tutti i muscoli con tutte le direzioni e magari ci finiamo di sgranchire con qualche movimento un po' più ampio. Sentiamo anche un cric croc, qualche ossetto che scrocchia. E di nuovo su dritti riprendiamo la nostra postura. Riavviciniamo i piedi e magari ci mettiamo anche fianco alla sedia così da avere un supporto, perché vogliamo lavorare ora sull'anca e per farlo un piede rimarrà fisso, una gamba rimarrà fissa a terra, mentre l'altra è più mobile, solleva il tallone con la punta che resta a contatto col pavimento e il ginocchio lo portiamo all'esterno da questa posizione, perfetto, all'interno, in un movimento in cui andiamo a chiudere e poi ad aprire. Siamo un po' in equilibrio, quindi la sedia ci può aiutare a mantenerci stabili, oppure anche semplicemente a darci un po' di sicurezza nell'esercizio. Un'ultima chiusura e poi cambio piede. Magari 2 passetti sul posto per sgranchire, torno con la punta che resta a terra, il tallone alto e il ginocchio che chiude all'interno e poi apre all'esterno. Che lavoriamo un po' sulla mobilità dell'anca, nell'articolazione qui tra gamba, tra femore e anca e bacino. Ok, sciolgo di nuovo, rilasso un po', approfitto che siamo in piedi, continuiamo sempre con questi esercizi, continuando a scendere andiamo a mobilizzare un po' le caviglie, lo facciamo dalla stessa posizione, sollevo il tallone, la punta resta a terra, la sedia è sempre a portata di mano, questa volta non è il ginocchio ma è la caviglia, il nostro obiettivo e quindi con il tallone provo a allargarmi lateralmente per poi scendere a terra, strofinare anche se serve sul pavimento e recuperare salendo all'interno. Il movimento che provo a fare io è molto accentuato perché sia più visibile, ma anche fare un movimento piccolo con
la caviglia è sufficiente. Proviamo a ricercare non tanto in questo caso l'ampiezza, piuttosto la fluidità, quindi fare un movimento anche piccolo però bello tondo, bello circolare. Senza fretta, non serve farlo velocemente, che è più facile anche sbilanciarsi, un po' più piano controlliamo anche l'equilibrio. Da un lato e poi 2 passi sul posto per sgranchire e cambio gamba, lo facciamo anche dall'altra parte. Quindi torno in equilibrio, punta a terra, tallone sollevato, scendo lateralmente per poi risalire all'interno. Proprio come prima. Piuttosto che un movimento ampio e tutto scattoso, che magari mi dà anche fastidio, faccio un movimento più piccolo e cerco di controllarlo bene, andando a fare un bel cerchio con il tallone. Ottimo. E rilasso, sciolgo un po', qualche passetto sul posto. Continuiamo proprio stando in piedi con questo ritmo, un piede destro, il piede sinistro. Lavoriamo con un esercizio simile, andiamo a sollevare il tallone mentre la punta resta a terra di una gamba e subito dopo cambiamo lato. Sempre le punte a terra, solleviamo prima un tallone, poi l'altro. Ogni volta che facciamo cambio spostiamo anche un pochino il peso su un'anca e sull'altra. Senza fretta cerchiamo di trovare un ritmo, prendere un tempo di questo esercizio, lo manteniamo per qualche secondo così da controllare il corpo, controllare il movimento. Dobbiamo sempre cercare di rimanere in equilibrio e nel frattempo iniziamo a far girare un po' il sangue anche nella parte più bassa. Posso provare a fermarmi nella posizione in cui sono, provo a dire magari stop e mi fermo. Sono bene in equilibrio, questo è importante. Riprovo a muovermi di nuovo e improvvisamente mi fermo, stop. Sono in equilibrio? Questo è un buon modo per capire se lo stiamo facendo bene. Riprendiamo. Ogni movimento, anche se diventa un po' veloce, deve essere sempre controllato. Questa è la cosa più importante. E mi fermo, sciolgo un po', siamo sempre in piedi, lavoriamo con dei piccoli passi, quindi adesso spostiamo il peso in avanti, appoggiamo il piede, poi torniamo indietro. Cambio lato, piccolo passo in avanti e ritorno. La sedia è sempre al nostro fianco, che se dovessimo sentirci poco stabili ci aiuta. Cerchiamo di non fare un passo tanto ampio, ma piuttosto un po' più piccolo e che ci permetta di essere bene in equilibrio. Se siamo comodi in questo esercizio, se riusciamo a farlo senza problemi, se sentiamo che ogni volta che appoggio il piede è ben stabile, riesco a tornare indietro, cambio lato, sono ben stabile, controllo il movimento, torno, allora posso aumentare un pochino il passo. E quindi se voglio posso fare un passo un po' più lungo, spostare il peso in avanti e poi tornare indietro. Di nuovo il primo obiettivo è il controllo e l'equilibrio, quindi anche in questo esercizio se a un certo punto voglio fermarmi col peso in avanti devo riuscire a essere stabile. Torno, cambio lato e ugualmente se faccio il passo e poi mi fermo col peso in avanti posso provare, devo sentirmi stabile. Torniamo sul posto, sgranchiamo un po' le gambe, lavoriamo sempre su questa posizione visto che siamo in piedi, attiviamo anche altri muscoli delle gambe, ci muoviamo questa volta lateralmente, quindi la sedia io consiglio di averla di fronte questa volta, in modo da avere spazi ai lati per muoversi, ma sempre un supporto. E lavoro come prima, allargando un piede
a destra e tornando sul posto, e poi il piede sinistro a sinistra e torno. Un movimento semplice ma che vogliamo fare bene, senza fretta. Controllo il movimento, appoggio bene il piede così che non senta che ho il piede che si sposta lateralmente, è ben appoggiato, e solo a quel punto torno indietro. Per aumentarne un po' l'efficacia di questo esercizio possiamo, come già state facendo, piegare un pochino il ginocchio, quindi vado di lato, piego un po' il ginocchio e torno. Basta poco, già aumenta l'intensità dell'esercizio. Possiamo anche adesso fare una prova, quindi ci spostiamo di lato e ci fermiamo nella posizione. Mi sposto, mi fermo. Controllo il corpo e torno. Rimaniamo in movimento e adesso proviamo a farlo anche dall'altro lato. Mi sposto, piego il ginocchio e mi fermo. Controllo la posizione, sono bene in equilibrio e torno. Ancora una volta per lato. Da questa parte mi fermo, scendo un pochino. Una volta che sono fermo qua si sente un po' di più, Torno e l'ultimo dall'altro lato, allargo, scendo e mi fermo. Cerco di essere stabile, se serve abbiamo il supporto e torno. Ok, andiamo a sciogliere un po'. Sempre questa va anche un po' oltre il nostro riscaldamento abituale, abbiamo fatto un po' più di attenzione oggi sia con le spalle al controllo che con i piedi al controllo. Andiamo a concludere il riscaldamento tornando seduti e lavorando sui polsi. L'ultima parte del nostro riscaldamento è sempre sulle mani, sui polsi, e lo facciamo iniziando con un movimento ampio ma senza sforzare. Portiamo le mani davanti al corpo, il palmo rivolto verso il basso, come quando arrotoliamo un tappeto, una mano scende, l'altra sale e poi alterniamo. Possiamo anche con le dita andare a chiudere un pochino mentre andiamo verso il basso e poi aprire verso l'alto. Ottimo. Primo riscaldamento per i polsi in una direzione e poi fermando le mani, magari sciogliamo un pochino, proviamo nell'altra direzione che non è più la flessione ma è aprendo lateralmente, quindi spingendo con le dita verso l'esterno e poi andando a chiudere in modo che le dita si guardino tra di loro. E di nuovo. I gomiti seguono ovviamente questo movimento, non è un movimento solo della mano, però ci concentriamo soprattutto sul polso. E se riusciamo, magari teniamo anche le dita ben distese in questo esercizio. Perfetto. L'ultimo movimento, apro bene, chiudo bene e rilasso. Sciolgo un po'. Torno con le mani davanti al corpo, questa volta col palmo rivolto verso l'alto, perché molto semplicemente andiamo a chiudere la mano e poi ad aprirla. Senza sforzo adesso cerchiamo semplicemente di chiudere un po' e poi allargare. In questa prima fase ancora proviamo a scaldarci, a muovere bene non solo i polsi ma adesso anche le dita. Magari col freddo diventa più difficile, ci vuole un pochino più di tempo. Se siamo riusciti a scaldarci un po', proviamo a aumentare un po' l'ampiezza, quindi a distendere bene le dita quando apro la mano. In un primo momento apro bene, distendo e chiudo. E successivamente, se non abbiamo fastidi, oltre a distendere bene, vado a chiudere e stringo un po' il pugno. Già così si dovrebbero far sentire un po' di più sulle dita
Ok, un ultimo movimento e sciolgo. Rilasso un po', siamo ben caldi, andiamo a lavorare proprio sulle mani, sulle dita con un movimento più fine. Lo facciamo pinzando, quindi facendo toccare tra di loro pollice e l'indice in un primo momento. Apriamo le dita e scorriamo tutte le altre andando a far toccare il medio, l'anulare e poi il mignolo. E ritorno. Passo così una alla volta tutte le dita, facendo sì che i polpastrelli si tocchino molto semplicemente, non serve sforzare. Questo è più un esercizio di controllo, come quelli che abbiamo fatto prima, in cui controlliamo il movimento. Radicchio rosso tondo. Quanto ai minerali, il radicchio rosso contiene soprattutto potassio, ma anche magnesio, fosforo, calcio, zinco, sodio, ferro, rame e manganese. Contiene inoltre vitamine del gruppo B, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K. Grazie all'elevata percentuale di acqua, il radicchio è depurativo. Può essere inoltre un valido aiuto per chi soffre di stitichezza e di difficoltà digestive. Ok, rilassiamo un po', che sgranchiamo le dita, andiamo a muovere anche così, va bene, liberamente, giusto per sentirci. Possiamo anche prenderci una mano dentro l'altra e fare un piccolo, diciamo così, massaggio per aiutare a far scorrere il sangue, a scaldare le mani. Concludiamo con un esercizio sempre di mobilità fine, però un pochino più impegnativo per qualcuno sicuramente, per altri magari è ancora semplice. Tutte le dita vanno una alla volta a toccare il palmo. Partiamo dal pollice, andiamo a toccare il palmo se riusciamo, apriamo e con l'indice apro, tocco con il medio, tocco con l'anulare, tocco con il mignolo e riparto. Non tutte le dita fanno la stessa fatica e non è detto che si riesca a fare uguale questo esercizio con la mano destra e con la mano sinistra. Magari c'è un lato che ci riesce un po' più difficile e si fa sentire. E richiede buon controllo e anche un po' di mobilità. Il freddo di questa stagione non ci aiuta, ma dopo un po' di esercizi in cui ci siamo scaldati dovremmo riuscire a farlo un po' più facilmente. Un ultimo giro. Andiamo a toccare anche col mignolo se riusciamo e poi finalmente rilassiamo. Per quanto poco abbiamo lavorato solo con le dita, però è possibile che già si faccia sentire sulle mani, sul polso, sull'avambraccio un po' di affaticamento. Per cui andiamo a stare rimaniamo proprio su questa parte del corpo, andiamo a lavorare con un massaggio, quindi mettendo una mano dentro l'altra, facciamo scorrere il dito lungo tutto il palmo e arriviamo fino alle dita, alla punta delle dita. Allunghiamo un po', scaldiamo, facciamo circolare il sangue e alleviamo un po' la fatica di una mano e anche dell'altra. Questo va bene anche per scaldarsi le mani col freddo, Sciolgo un po', rilasso e adesso stiamo sui polsi, andiamo a allungare, facciamo un movimento per il polso che allunga anche la muscolatura dell'avambraccio, in particolare portiamo una mano davanti al corpo e con l'altra allunghiamo un po' le dita. Più spingo il braccio, più spingo la mano lontano dal corpo, più si allunga l'avambraccio. L'importante non è avere il braccio disteso, ma sentire che durante questo movimento ho un po' di allungamento qua sull'avambraccio. Ognuno poi ha la sua misura. La mantengo un po' questa posizione, poi delicatamente accompagno le dita, torno in posizione, sciolgo e cambio mano. Distendo una mano in avanti e con l'altra allungo un po' le dita. Basta poco e mantengo la posizione.
allungo un po' e poi rilascio delicatamente e sciolgo. Allo stesso modo posso fare questo esercizio piegando il polso. Questa volta la mano la tengo davanti al corpo, allontano il braccio mentre l'altra mano chiude un pochino il polso. Sempre delicatamente, il polso è un po' fragile, quindi non serve sforzare, vado a chiudere. Più chiudo il pugno, più chiudo le dita, più lo sento. È sufficiente per me anche semplicemente piegare un po' il polso, senza chiudere le dita. Da una parte e poi rilasso e dall'altra. Porto avanti il braccio e l'altra mano mi chiude un pochino, flette un po' il polso. Questa volta lo sentiamo sul lato esterno. Ok, e rilascio. Andiamo a sciogliere bene. Oggi l'avete capito, stiamo lavorando un po' di più sulla propriocezione, movimenti piccoli, fatti bene, piuttosto che su movimenti più grandi, più faticosi. Rimaniamo sempre su questo aspetto, lavoriamo anche sulla mobilità, in particolare quella delle spalle. Lo facciamo con un esercizio di nuovo bello ampio per tornare a scaldare le spalle che avevamo un attimo lasciato da parte, per cui un braccio alla volta, io parto dal braccio destro, ma voi potete scegliere. Andiamo a fare un bel cerchio ampio con la mano, portandola su davanti al corpo, verso l'alto e poi scendendo dietro. E di nuovo. Un po' alla volta provo, senza sforzare il corpo, a portare la mano in avanti e poi ben in alto, fin dove riesco. In un secondo momento, oltre a portare la mano ben in alto, posso provare ad aprire bene e scendere col braccio dietro. La spalla magari ruota un po', ci aiuta in questo movimento e vado a guadagnare un po' di spazio. Ecco che sto lavorando molto, in questo caso, sulla mobilità della spalla. E giù, rilasso e cambio lato. Braccio disteso lungo il corpo, sale la mano davanti, va verso l'alto. Questa volta stiamo quasi ripartendo da zero, quindi un movimento piccolo. Diamo il tempo, facciamo 2-3 giri per scaldare. Se sentiamo fastidio rallentiamo, possiamo anche fermarci, non è detto che sia la giornata giusta per lavorare sulla mobilità della spalla. Se invece non ci dà problemi, proviamo a spingere un po' verso l'alto, quindi fare un movimento più ampio, andare bene su e in un secondo momento anche dalla parte più alta scendere aprendo bene dietro. Ecco che la spalla si allarga un po', segue il movimento, ruotando un pochino la schiena riesco ad allargare ancora di più. E rilasso. Sciolgo un po', adesso che abbiamo scaldato bene anche le spalle, rimaniamo sulla mobilità, in particolare partiamo con le braccia leggermente allargate rispetto al corpo. L'esercizio vero e proprio sarà portare una mano davanti alla pancia e l'altra dietro alla schiena. Ecco che dobbiamo stare un po' staccati dallo schienale, così da avere lo spazio tra la schiena e la sedia per passare. Allargare di nuovo e invertire. Sempre una mano davanti alla pancia, davanti al petto e l'altra dietro la schiena. E cambio. Senza fretta. Cerco di invertire ogni volta le mani, quindi se la mano che prima era davanti poi passa dietro e viceversa, si scambiano. Ottimo. Senza fretta, L'obiettivo qui non è farlo velocemente, è provare un po' alla volta a portare la mano che sta dietro la schiena sempre più di lato. Portarla sempre più dietro la schiena. Magari qualcuno riesce, addirittura con le dita riusciamo a sporgerci oltre il fianco. Di nuovo un esercizio
semplice da un certo punto di vista, ma che richiede un po' di spazio, richiede un po' di mobilità e che soprattutto ci fa lavorare in un modo particolare al quale non siamo abituati, e quindi anche a livello muscolare, possiamo adesso sciogliere un po', rilassare, anche a livello muscolare magari, per quanto semplice, ci sentiamo un po' affaticati in punti che di solito non utilizziamo molto. Sciolgo un po' le spalle e allo stesso modo abbiamo lavorato con le mani dietro la schiena, adesso lavoriamo davanti al corpo e lo facciamo allargando un po' le braccia lateralmente e poi, stando più o meno all'altezza delle spalle, più o meno, porto le mani davanti al petto, incrocio e vado a chiudere un po', allargo di nuovo e ripeto, incrocio le mani, incrocio le braccia e allargo. Se riesco, inverto ogni volta la posizione delle mani, prima una sopra e l'altra sotto e poi si scambiano. Prossimi movimenti, se riusciamo, andiamo a chiudere un po' di più, quasi a voler portare un gomito sopra l'altro, se riusciamo. Ancora qualche movimento. Proviamo a chiudere bene, quasi ad abbracciarci, sempre mantenendo le mani aperte senza prendersi sulle spalle. Chiudo bene anche sul petto, poi allargo, apro e di nuovo chiudo bene, chiudo tutto. Gli ultimi movimenti li facciamo andando a chiudere e possiamo prenderci con le mani proprio sulle spalle e stringere un po', quasi come ci stessimo abbracciando da soli. Andiamo a chiudere, stringiamo, sentiamo come si allungano anche un po' i muscoli qua dietro delle spalle, da un lato e poi cambio mano e dall'altro. Chiudo bene, stringo, stringo, stringo e allargo e rilasso. Ecco che di nuovo lavoriamo con le braccia, però magari in questo caso sentiamo i muscoli un po' più vicini al petto che stanno lavorando piuttosto che quelli lontani. Sgranchisco, sciolgo un po', torno a lavorare nella parte bassa del corpo, così rifiatiamo un po', ci riposiamo, sempre con attenzione. In un primo momento andiamo a scaldarci, quindi aiutandoci con la mano prendiamo il ginocchio e spostiamo la gamba all'esterno, torniamo e cambio lato. Ci aiutiamo con la mano sul ginocchio perché in questo primo momento vogliamo non fare sforzo, non è il nostro obiettivo, ma vogliamo un po' alla volta guadagnare spazio allargando bene il piede e la gamba a lato della sedia. Ad ogni movimento posso provare a portare il piede un pochino più indietro rispetto a prima e quindi guadagnare spazio aprendo la gamba sia da un lato che dall'altro. Ancora qualche movimento un po' più ampio se riusciamo. E torno, sempre per scaldarci, lavoriamo una gamba alla volta, prima il piede destro, poi il piede sinistro, distendiamo la gamba davanti al corpo e giù, cambio piede, distendo un po' e giù. Può esserci d'aiuto sederci prendendo tutto lo spazio che la sedia ci permette, quindi stando più vicini allo schienale, ma sempre mantenendo un po' una posizione dritta della schiena. Ok, e giù. Sciolgo un po' e andiamo a lavorare di nuovo con un po' di attenzione. Utilizziamo la punta del piede e delicatamente proviamo a spostarla in vari punti dello spazio. Il primo movimento, stacco il piede da terra e con la punta vado a sfiorare il pavimento davanti alla sedia. Poi sollevo, provo a distendere la gamba
e con la punta del piede inclino verso l'interno, torno su, inclino all'esterno, torno su e delicatamente vado a toccare il pavimento di fianco e ritorno. Cambio gamba, uguale, stacco il piede, tocco con la punta davanti, vengo su, distendo la gamba, inclino dentro, inclino all'esterno e poi vado a toccare, sfiorare il pavimento di lato e torno. Movimento lento, senza fretta, cercando di controllare bene il movimento. Quindi sfioro il pavimento davanti, dentro, fuori e di lato, senza appoggiare il piede, solo toccandolo un attimo. E cambio. Stendo, dentro, fuori e sfioro di lato. Se volessimo appoggiare ogni volta il piede faremmo meno fatica perché saremmo con tutto il peso sulla gamba. Invece così siamo costretti a controllare ogni centimetro del nostro corpo, ogni movimento. Radicchio rosso tondo. Quanto ai minerali, il radicchio rosso contiene soprattutto potassio, ma anche magnesio, fosforo, calcio, zinco, sodio, ferro, rame e manganese. Contiene inoltre vitamine del gruppo B, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina K. Grazie all'elevata percentuale di acqua, il radicchio è depurativo. Può essere inoltre un valido aiuto per chi soffre di stitichezza e di difficoltà digestive. Un altro per lato, tocco, distendo, dentro, fuori e sfioro il pavimento all'esterno. Ultimo. E sfioro all'esterno. E giù. Ok. Ecco che per fare anche questo movimento si lavora sia con le caviglie che qua con le cosce, che possiamo massaggiare per recuperare un po', che con gli addominali. Sempre da seduti facciamo un esercizio che racchiude un po' di più la parte centrale del corpo, sempre cercando di mantenere la schiena dritta, quindi senza lasciarsi andare sullo schienale. Andiamo a sollevare il piede e il ginocchio verso l'alto, come se volessimo avvicinarlo al petto. Giù e cambio gamba, sollevo l'altro e cambio. Porto il ginocchio il più possibile vicino al petto. Ok, ci muoviamo sempre non lentamente ma neanche velocemente, così da poter controllare il movimento. E anche in questo esercizio, come nei primi che abbiamo fatto, proviamo a sollevare il ginocchio e fermarci un attimo in posizione. Proviamo a tenerlo su alto. Respiro, faccio 1-2 respiri e giù. Cambio. Continuo a muovermi destra, sinistra e alternando mi fermo. Prima era una, adesso è l'altra. Lo tengo alto, rimane su da solo, respiro, 1-2 volte e giù, destra, sinistra e cambio di nuovo, sollevo e tengo fermo. Dobbiamo rimanere anche, siamo seduti ma comunque c'è un po' di equilibrio qua, giù, 1, 2 e al terzo, su e sto, così cambiamo ogni volta gamba. Sempre respirando, riempio bene i polmoni e fuori l'aria. 1, 2 e su, mantengo. Questo è l'ultimo giro, ne facciamo uno per gamba. Scendo, 1, 2 e su. È l'ultimo questo, mantenerlo, respirare e giù. Rilassiamoci un attimo, lasciamo sia le gambe
che anche gli addominali. Appoggiamoci tranquillamente sulla sedia. Questo esercizio abbiamo lavorato tanto qua per mantenere e per controllare tutto il corpo. Concludiamo con 5 minuti di allungamento. Torniamo nella parte alta, stiamo un pochino sulle spalle. Velocemente rilassiamo, schiena dritta, spalle rilassate e incliniamo la testa lateralmente. Manteniamo la posizione, sempre respirando, rilassando e allungando i muscoli del collo qua lateralmente, un po' anche quelli della spalla. Se volete provare, potete mettere il braccio giù lungo il fianco, ecco che cambia un po', allunga un po' di più. Torno, quindi risollevo il capo, se serve mi aiuto con una mano e scendo dall'altra parte. Inclino un po', vado giù, mantengo la posizione, volendo anche allungando il braccio. Sempre respirando tutti gli esercizi di allungamento e lentamente torno su dritto con la testa. Chino il capo in avanti questa volta, quindi con le spalle rilassate scendo con lo sguardo, guardo verso i piedi, guardo verso la sedia, vado giù. Se riesco avvicino il mento al petto e metto in allungamento tutta la parte posteriore del collo e anche della schiena. Sempre respirando. Lentamente risalgo con il capo. Faccio un bel respiro, riprendo la stabilità se durante il movimento ho avuto un po' di fastidio, un po' di vertigine, e continuo con la schiena, vado a ruotare il busto per allungarlo, lo faccio mettendo una mano sul ginocchio opposto. Così facendo le spalle iniziano a girare, continuo il movimento e mi vado a tenere con lo schienale, utilizzando la mano o il gomito. Cerco di rilassare la schiena e di fare la torsione solo utilizzando le mani, le braccia. Mi fermo in posizione e come sempre respiro. Tre o 4 respiri completi e pian pianino, accompagnando il corpo, torno frontale e cambio lato. Cambio mano, sempre sul ginocchio opposto, ecco che le spalle ruotano, continuo il movimento, metto in torsione il busto, cerco di rilassare la schiena, rilassare la pancia e lavorare solo con le mani e con le braccia. Tre o 4 respirazioni complete, magari anche belle profonde, così da rilassare. E lentamente accompagno il corpo per tornare frontale. Torno, sgranchisco un po', scendiamo sulle gambe, allunghiamo i quadricipiti, quindi i muscoli della coscia. Posso farlo o spostandomi di lato lungo la sedia, oppure proviamo a cambiare lo stesso esercizio. Mi giro io sulla sedia così da avere una gamba che si trova più vicina allo schienale e al centro, quella esterna è un po' più libera di muoversi, facendo scorrere il piede fianco alla sedia. Porto il piede dietro, scendo con il ginocchio e allungo la coscia, i muscoli della coscia. Lo schienale della sedia ci può aiutare a mantenere un po' l'equilibrio, a tenerci saldi se serve. Anche se non è fastidioso per la respirazione, cerco sempre di mantenere la respirazione costante anche in questo esercizio. Quando ho finito, accompagno senza sforzo il ginocchio su e cambio lato.
Di nuovo ci sarà la gamba che si trova all'interno, vicino allo schienale, che ci dà stabilità, quella esterna, perfetto, è libera di muoversi, scorre pian pianino indietro, più il ginocchio si abbassa, più si allunga il muscolo qua della coscia. Ancora 1 o 2 respirazioni. E come prima recupero la gamba delicatamente, senza sforzo, e torno seduto, diciamo così, normalmente. Ultimo esercizio, continuando sempre a scendere lungo il corpo per le gambe, lo faccio spostandomi un po' in avanti sulla sedia, così da avere spazio per allungare le gambe. Una gamba resta piegata e ci dà stabilità, quindi il ginocchio è piegato, bella salda, l'altra invece si allunga, si distende. Mantenendo il peso sulla gamba piegata, provo a scendere un po' in avanti e andare verso la caviglia. Va bene anche il ginocchio. L'importante è che in questo esercizio, oltre a non cadere giù dalla sedia, sentiamo che dietro alla gamba, quindi dietro al ginocchio di solito, si allunga un pochino. Manteniamo la posizione, sempre respirando, cerchiamo di rilassare i muscoli che si trovano dietro alla gamba. Per tornare su, come sempre, andiamo a spingere sul ginocchio piegato, così da utilizzare le braccia per sollevarci. Cambio gamba. Si parte sempre da una posizione stabile con la gamba piegata e poi, appoggiandoci sopra, si scende verso quella distesa. Mi allungo verso la caviglia, anche se non è necessario toccarla, e mantengo la posizione. Sempre respirando, riempi i polmoni, aria dentro e poi lascio che esca da sola. E come prima, facendo forza sul ginocchio piegato, mi spingo su e torno seduto. Bene, era l'ultimo esercizio di oggi. Io vi ringrazio, abbiamo fatto una lezione un po' diversa, un po' meno magari vigorosa, ma con un po' più di attenzione al nostro corpo, così abbiamo anche cambiato i tipi di esercizi. Io vi ringrazio voi che siete qui con me e ci vediamo alla prossima. Bravi!